Da Bagnoli a Cona, negli hub per migranti gestiti dalla cooperativa padovana Edeco, i dipendenti sono ad un passo dallo sciopero, condizioni di lavoro inaccettabili, dicono i sindacati. A Mestre il comune blocca le opere per la realizzazione di una sala per la comunità bengalese in via Mestrina. Le segnalazioni dei residenti: è una moschea abusiva. Tragico incidente stradale stamani nel Pordenonese, 19enne studentessa universitaria trevigiana perde la vita, stava andando a sostenere un esame all'università. Sorteggiato oggi in Corte d'Appello a Venezia l'ordine in cui i partiti politici compariranno sui manifesti sulle schede elettorali nella nostra regione. Rischio elevatissimo in caso di terremoto. Il comune di Preganziol chiude una scuola elementare di San Bugè, gli alunni trasferiti nella sede delle scuole medie. Da Trissino ad Arzignano quasi 2 giorni di libertà per un torello di 10 mesi scappato da una fattoria. Dopo aver mobilitato veterinari, vigili e polizia provinciale è stato catturato e riportato a casa. È stata costruita artigianalmente dalla trevigiana Francesca Gallo, l'unica fisarmonica dell'orchestra che suona sul palco del Festival di Sanremo. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la questione della gestione dei migranti nei grandi hub regionali, da Cona a Bagnoli. Ebbene, i dipendenti della cooperativa che gestisce i centri di accoglienza sono ad un passo dallo sciopero. A protestare quindi non solo i richiedenti asilo, ma anche chi negli hub ci lavora. Sentiamo. Bagnoli e Cona, ma anche Vicenza, Dolo, Cavarzere, Padova, Cavanella d'Adige, Battaglia Terme, Monseli Ceste, Montagnana e Loreo. Situazione al limite della tollerabilità per chi lavora nei centri di accoglienza profughi gestiti dalla Edeco. Lo denunciano con la CISL gli oltre 250 dipendenti della Coop padovana, quasi tutti extracomunitari regolari che operano nei 14 centri con circa 2000 richiedenti asilo. Contratti a tempo pieno diventati part-time di 4 ore, 2 la mattina e 2 la sera. Normale farne altre in mezzo non pagate. Superlavoro fino a 10-14 ore al giorno per gli autisti. Forte recente riduzione del personale. Niente timbratura del cartellino. Possibile impiego dei richiedenti asilo in sostituzione dei lavoratori mancanti. Non c'è nessuna tracciatura delle orari di lavoro e che c'è una confusione totale, perché ci sono dei operatori che hanno un contratto diurno che fanno delle ore notturne, ci sono alcuni che hanno contratto notturno che fanno degli orari diurni e tutto questo non sono retribuiti, insomma è un caos. Ci sono lavoratori assunti per lavorare a Bagnoli che invece operano a Cona, anche denunciano alla CISL per la drastica riduzione del personale, alla quale la Edeco in caso di ispezioni della prefettura rimedia in modo rocambolesco. Abbiamo delle ispezioni, per esempio a Conetta o altre basi, spostano altri operatori di altre basi per venire lì. Cosa serve questo? A fare bella figura? Secondo me sì, secondo me sì. Poi appena finisce l'ispezione? Ritornano alla loro base. Un po' di ordine lo potrebbe mettere l'uso dell'apparecchio per timbrare il cartellino. Perché tutti gli ospiti della struttura hanno una badge che timbrano all'entrata e uscita anche per i servizi interni, però noi lavoratori non abbiamo badge per timbrare, lo abbiamo richiesto a loro dall'anno scorso, nel mese di giugno, e fino adesso niente, non abbiamo nessuna risposta. Martedì scorso i rapporti sindacali sono diventati tesi con la parte datoriale che avanti a queste richieste avrebbe offeso i delegati sindacali. Trattative rotte, stato di agitazione e lettera alla prefettura, la commissione della Edeco, o si ragiona o sarà sciopero. Ed ora la cronaca, schianto mentre va all'università, muore 19enne di Sarmede nel Trevigiano, lo schianto questa mattina a Fontana Fredda in provincia di Pordenone. Stava andando all'università a Udine assieme ad un compagno di studi per sostenere un esame, ma all'Ateneo non è mai arrivata, coinvolta in un terribile incidente che le è costato la vita. È morta così stamane Eleonora Gava, 19 anni, di Sarvede. Il tragico schianto stamattina alle 7:20 a Fontana Fredda, lungo la bretella autostradale di Sacile Est. La Citroën Saxo, condotta dalla giovane studentessa, si stava immettendo sulla bretella quando si è scontrata con un furgone proveniente da Sacile. L'impatto è stato molto
molto violento, inutili i soccorsi, la 19enne è morta praticamente sul colpo, ferite le altre 2 persone coinvolte nell'incidente, il compagno d'università, anch'egli 19 anni, di Sacile, ed il conducente del furgone. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale, uno a Pordenone, l'altro a Udine. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Pordenone. La notizia della tragedia si è diffusa rapidamente a Sarmede, l'intera comunità si è stretta nel dolore alla famiglia Gava, nota ed apprezzata in paese. Il papà di Eleonora, Graziano, è stato consigliere comunale. Il sindaco Larry Pizzol, non appena appreso della tragedia, si è recato a portare le condoglianze di tutta la comunità. Il dolore è immenso e indescrivibile, non ci sono parole che lo possano descrivere. L'unica cosa è stata quella di manifestare la mia vicinanza e quella di tutta la comunità. Eleonora, nonostante la giovane età, era molto attiva e ben voluta a Sarmede, dove era nata e cresciuta. Era una ragazza splendida, solare, molto partecipe delle attività del paese, nella parrocchia, nel Grest estivo. Una persona che aveva una parola per tutti quanti, dai più piccoli agli anziani. Quindi è veramente una grave perdita per tutti noi. La data dei funerali non è ancora stata fissata. Incidente mortale sul lavoro è accaduto ieri sera a Marghera, a perdere la vita un marinaio straniero. Erano le 23:30 circa quando ieri sera è scattato l'allarme in seguito a un grave incidente nel porto commerciale di Marghera, costato la vita ad un marinaio 47enne di nazionalità russa. La vittima era a bordo di un portacontainer della nave mercantile ormeggiata al porto, in corrispondenza di Banchina dei Molini, a pochi passi dalla sede dei Grandi Molini. L'impatto è stato talmente forte che per il 47enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi del 118, ma il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Come da protocollo si sono resi necessari i rilievi dei tecnici dello Spisal e per le indagini anche gli uomini della polizia di frontiera per far piena luce sulla dinamica dell'incidente. Il marinaio infatti presenterebbe un importante trauma cranico e non è chiaro se sia stato causato da una caduta dall'alto o sia la conseguenza dello schiacciamento da parte di un grosso peso che potrebbe essergli crollato addosso. Protesta dei residenti di via Mestrina a Mestre contro l'utilizzo di un negozio adibito a centro culturale islamico. Intanto arriva il no di Cafarsetti. Sentono rumore alle 6 di mattina. Di preghiere? Di preghiere, poi spariscono, poi ogni tanto vanno dentro per non riprendere. A Mestre si torna a parlare di moschea, o meglio di centro culturale islamico. Dopo la chiusura di quella in via Fogazzaro, ora, secondo quanto riferiscono molti residenti, la questione si sta riproponendo in via Mestrina. Quando uno viene sornionamente, ti vedi a venire delle persone a lavorare di notte, vengono a smontare esattamente tutto quello che c'era prima dentro. Sono già alcuni mesi che noi vedevamo un via vai di persone extracomunitari che cercavano di avere questo locale qua. Dopodiché abbiamo sempre avuto l'assicurazione dal proprietario che avrebbero eventualmente aperto un negozio fino esattamente al 1° di febbraio, cosa che non è stato. Dopo le numerose segnalazioni dei residenti preoccupati di una via Fogazzaro bis, sono iniziate le verifiche di Digos e Polizia Locale, che hanno portato all'ordinanza con cui il Comune ha invitato il presidente del Centro Culturale Casa dell'Orientamento di sospendere nell'immediato le opere abusive all'interno. Adesso è arrivato il no dal Comune per quanto riguarda i lavori pubblici che loro hanno fatto. Adesso bisogna vedere che il Comune faccia esattamente un decreto per la chiusura totale del locale. Ma residenti e commercianti della zona si sono dovuti scontrare anche con un centro scommesse, ora chiuso, ma che in passato ha creato non pochi problemi. Prima creava problemi di traffico alla gente, chiedevano soldi alle vecchiette che passavano. Diciamo che potrebbero aprirli in zone un po' più dislocate dal centro città, se vogliono giocare. Che poi dicono che il gioco crea dipendenza, ma lo Stato fa di tutto per far dipendere i cittadini dal gioco.
I residenti sono preoccupati. Io non ho nulla con i centri culturali, assolutamente. Hanno la possibilità di avere esattamente una moschea a Zelarino, c'è un'altra moschea che sarebbe sulla Triestina a Campalto, che sono ancora totalmente chiusi. Non so per quale motivo loro debbono andare a occupare esattamente la zona centrale di Mestre, dove ci sarebbe anche una specie di degrado e via di seguito. Questo è intollerabile. Con tante campagne che abbiamo, vadano in mezzo ai campi, no? Ed ora la politica. È stato sorteggiato oggi in Corte d'Appello a Venezia l'ordine in cui i partiti compariranno sui manifesti e sulle schede elettorali della nostra regione. Vediamo quindi come sarà il prossimo 4 marzo la scheda che ci troveremo davanti al seggio. La prima estratta è la lista 5 Stelle. È stato sorteggiato in mattinata nella sede della Corte d'Appello di Venezia, alla presenza dei rappresentanti di lista, l'ordine in cui i partiti politici compariranno su manifesti e schede elettorali nella nostra regione. A guidare le liste per il Senato il Movimento 5 Stelle, seguito nell'ordine da Forza Nuova, ALA, Potere al Popolo, Grande Nord, la coalizione di centrosinistra, Sinistra Rivoluzionaria, Liberi e Uguali, Partito del Valore Umano, Casa Pound, Popolo della Famiglia e coalizione di centrodestra. All'interno del centrosinistra il primo simbolo è quello del PD, poi insieme Civica Popolare e Più Europa. Nel centrodestra l'ordine è invece Fratelli d'Italia, Noi con l'Italia, Forza Italia e Lega. Alla Camera per la circoscrizione Veneto 1, che comprende le province di Venezia, Treviso e Belluno, la sorte ha premiato il Popolo della Famiglia, seguito dalla coalizione di centrodestra, Grande Nord, Potere al Popolo, Forza Nuova, Casa Pound, 10 volte meglio, Partito del Valore Umano, Liberi e Uguali, Movimento 5 Stelle, coalizione di centrosinistra e ALA. Prima nel centrodestra la Lega, poi Fratelli d'Italia, Noi con l'Italia e Forza Italia. Nel centrosinistra guida la lista Più Europa di Emma Bonino, quindi Civica Popolare, PD e Insieme. Nella circoscrizione Veneto 2, che raccoglie le rimanenti 4 province, la scheda della Camera vedrà per prima Casa Pound e di seguito il Partito del Valore Umano, Forza Nuova, 10 volte meglio, Centrosinistra, Popolo della Famiglia, Grande Nord, ALA, 5 Stelle, Potere al Popolo, Centrodestra e Leu. Tra il centrosinistra la sorte premia ancora la Bonino, poi PD, Civica Popolare e Insieme. Nel centrodestra l'ordine è Lega, Noi con l'Italia, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Candidati del Movimento 5 Stelle pronti a sottoscrivere il documento per l'autonomia proposto dalla nostra emittente. Vediamo. Avevano sostenuto il referendum per l'autonomia del Veneto, sono pronti a sostenere l'impegno chiesto dalla nostra emittente a tutti i candidati alle elezioni politiche a sostegno della volontà espressa da 2.300.000 veneti. Sottoscrive il documento il direttore del Conservatorio Pollini, Leopoldo Armellini, candidato a Padova all'uninominale al Senato. Lo firma anche l'ex direttore della CEDAM, Maurizio Motta, candidato all'uninominale a Padova alla Camera. La prima a farlo è stata Francesca Betto, candidata al plurinominale e all'uninominale nella Bassa. Noi come rappresentanti del Movimento 5 Stelle ci impegniamo affinché questo cammino di intesa, di programmazione verso l'autonomia più ampia possibile del Veneto venga portato a termine. Autonomia vera significa realmente cambio di mentalità da parte dell'apparato regionale e già qui forse ci vorrà una generazione di tempo per riuscire effettivamente a raggiungere gli obiettivi. Roma e la politica e i tavoli li devono aprire con quelle regioni che hanno messo in condizioni il Veneto e la Lombardia in particolare a volere un'autonomia che più che un'autonomia fine a se stessa è un'autonomia di difesa del proprio mestiere, del proprio lavoro, delle proprie ricchezze. Per l'autonomia anche il consigliere comunale Simone Borile. È fondamentale anche che il Veneto recuperi, acquisisca dignità, autonomia, indipendenza e controllo. È giusto che ai veneti venga riconosciuta quell'autonomia, quel lavoro serio e responsabile che ha sempre caratterizzato il popolo veneto. Lavoro aperto per i candidati, pronto a impegnarsi sul fronte dell'internazionalizzazione delle imprese. Motta, forte della sua esperienza nelle relazioni con la Federazione Russa, al lavoro perché casi come quello ben noto del Conservatorio Pollini, ospitato da mezzo secolo in una struttura fatiscente, non si ripetano più Armellini. Già consigliera comunale a Padova, pronta a portare gli interessi della città, Francesca Betto. E a Padova sono stati presentati oggi i candidati alla Camera di Noi con l'Italia.
La nostra è una squadra di amministratori locali, amministratori che stanno operando nei territori come sindaci, vice sindaci, la mia esperienza di vice sindaco del comune di Campodoro ma anche di consigliere delegato in provincia mi porta ad essere certo che quello che prometto farò, perché sono abituato nella mia quotidianità che ho i cittadini che mi vengono a tirare la giacchetta ogni giorno e sono abituato a risolvere quotidianamente le esigenze e i problemi delle persone. Dar voce ai territori, questo l'obiettivo di Noi con l'Italia UDC, la cosiddetta quarta gamba del centrodestra, e per farlo ha scelto di candidare alla Camera nel listino plurinominale 4 amministratori locali: Vincenzo Gottardo, vice sindaco di Campodoro e consigliere delegato in provincia, Chiara Brazzo, sindaco di Candiana, Sergio Gobbo, assessore comunale di Este, e Ornella Leonardi, sindaco di Gazzo Padovano. Un impegno con il territorio che i candidati hanno voluto confermare sottoscrivendo l'appello lanciato dalla nostra emittente per portare le istanze dell'autonomia del Veneto anche a Roma, come conferma il senatore uscente Antonio De Poli. Il prioritario che noi abbiamo è quello dell'autonomia. Milioni di veneti sono andati a votare, hanno dato un'indicazione al nostro Presidente Zaia e noi con il Presidente Zaia faremo la battaglia per raggiungere quell'autonomia che i cittadini hanno chiesto. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto del nostro telegiornale. Parliamo ora della questione banche, perché le associazioni scrivono ai prefetti: questa è un'emergenza. Lo spettro delle cartolarizzazioni selvagge, dei crediti deteriorati delle microimprese, l'assegnazione degli asset a soggetti esterni e più in generale il pericolo che le piccole imprese in un momento così delicato finiscano stritolate dagli strascichi amministrativi delle vicende bancarie e giudiziarie. Sono queste le ragioni per cui le associazioni hanno chiesto ai prefetti la convocazione dei tavoli d'emergenza. Sarebbe drammatico che mentre lo Stato interviene per risarcire i risparmiatori traditi, questi vedano i loro patrimoni aggrediti da procedure esecutorie, scrivono i comitati. Abbiamo chiesto al governo, alla regione e ai prefetti di appunto rendersi conto del problema che sta per travolgere il nord-est e sicuramente anche l'Italia. Primo appuntamento per discuterne questa sera alla Fornace di Asolo, in provincia di Treviso. Tutte le imprese che sono state coinvolte purtroppo sono nella LCA, cioè nella liquidazione delle due banche, quindi Veneto Banca e Popolare di Vicenza, e essendo incastrate non possono più operare con il sistema bancario. I creditori, non disponendo più della garanzia delle quote azionarie, ora trasformate in azioni, sono minacciati, scrivono i comitati, con procedure esecutorie che travolgono l'attività imprenditoriale e gli immobili, che finiscono a garanzia del creditore anche in assenza di mutui ipotecari. Rischio elevatissimo in caso di terremoto. Il comune di Preganziol decide di chiudere la scuola elementare di San Buguè. Sentiamo. I genitori hanno ben reagito al fatto che il sindaco abbia messo al primo posto proprio il benessere dei bambini, la sicurezza e il benessere dei bambini. Ieri la riunione con i genitori dei 73 bambini coinvolti, oggi la comunicazione ufficiale. La scuola elementare di San Buguè chiude. Lo storico edificio che sorge accanto alla palestra della frazione è ad altissimo rischio in caso di terremoto e metterci le mani non servirebbe comunque a risolvere il problema. Unica strada: demolire e ricostruire. Decisione impopolare ma necessaria. La scala per valutare l'adeguamento sismico è da 0 a 712 anni il tempo di ritorno e siamo a 5,3, quindi a fondo scala totale. Considerato poi che dall'indagine che abbiamo avuto non ci sono lavori, neanche quelli più importanti dal punto di vista strutturale ed economico, che possono garantire l'adeguamento del plesso, perché si arriverebbe al massimo a circa un sesto del dato richiesto, capiamo proprio come non vi siano alternative alla chiusura del plesso. I bambini saranno accolti presso la scuola secondaria di primo grado nel capoluogo, quindi in Preganziol,
Fonziolla a partire dal 19 di gennaio. L'organizzazione è tale per cui un corridoio verrà destinato proprio ai bambini della scuola primaria, avranno bagni dedicati, una mensa a posto, la zona per la ricreazione sarà appunto loro dedicata. Il trasloco lo facciamo qui adesso durante il ponte di Carnevale e diamo anche un attimo di passaggio anche emotivo ai bambini, di salutare il loro plesso e di entrare in questa nuova avventura. Avventura che durerà dai 2 ai 3 anni, il tempo di progettare e realizzare un nuovo edificio che tenga conto di molti fattori, anche del calo della natalità. Sappiamo che una scuola in una frazione significa vita, significa movimento, significa relazioni. Ecco perché il nostro impegno, il nostro progetto è quello di mettere in campo, con i tempi che riusciremo, compatibilmente alle risorse, ai progetti, agli appalti e tutto quanto, quello di restituire alla frazione un edificio in ottica moderna, in maniera che sappia poi soddisfare tutte quelle che sono le esigenze, non solo scolastiche ma anche di un centro civico e a livello sportivo della frazione. Andiamo ora nel Vicentino con la curiosa fuga di un torello che dopo 2 giorni di caccia grossa è stato trovato e catturato. Trissino, 40 ore, tanto è durata la fuga di un torello. Era scappato dalla stalla e dopo aver percorso circa 7 chilometri è arrivato ad Arzignano, una vera scorribanda, quella dell'esuberante torello di 10 mesi d'età e 4,5 quintali di stazza. Alla fine, dopo la mobilitazione della polizia provinciale, dei veterinari dell'ULSS e dei vigili, tutti impegnati in 2 giorni di caccia, il torello è stato trovato e sedato grazie al colpo preciso di un fucile lanciasiringhe. Così i proprietari, titolari di una fattoria di Trissino, hanno potuto caricarlo sul rimorchio e riportarlo nella stalla. La sua avventura è finita qui, ma dopo 40 ore di libertà. Ed ora il Festival di Sanremo. È stata costruita artigianalmente dalla trevigiana Francesca Gallo l'unica fisarmonica dell'orchestra che suona sul palco dell'Ariston. La prima fisarmonica che è arrivata a Sanremo l'ha costruita mio padre. Prima non era mai stata su un palco di Sanremo una fisarmonica, poi quella successiva l'ho costruita io invece 3 anni fa. Non cela l'orgoglio Francesca Gallo, unica donna in Italia a costruire fisarmoniche, nel vedere sul palco del Festival di Sanremo una sua creatura. È una Galliano costruita artigianalmente per il musicista mestrino Giovanni Boscariol, che per avere il suo strumento perfetto si è rivolto alla maestria di Francesca. Un'arte, quella di realizzare questi meravigliosi strumenti, che Francesca ha imparato fin da piccina nella bottega di papà. È un mestiere che ci siamo trovati in mano perché da bambini giocando abbiamo imparato alcuni mestieri, quindi ci siamo trovati questo mestiere in mano. Mio fratello ha deciso di continuare con la carriera da cantante, io invece da cantante lirico, io invece ho deciso che potevo portare avanti la bottega. Un lavoro difficile, di grande maestria e pazienza, che parte dalla capacità straordinaria di sentire il legno che servirà per realizzare lo strumento, sentirlo suonare quando è ancora un albero. Francesca utilizza solo alberi da frutta ed ogni componente della fisarmonica ha il suo legno, un lavoro lungo e complesso. Diciamo che da quando si sceglie un albero a quando diventa fisarmonica possono passare anche 20 anni. Servono dalle 450 alle 500 ore di lavoro per uno strumento e così Francesca nel suo laboratorio realizza fisarmoniche solo su ordinazione, costruendole con pazienza e su misura. Dipende da tantissime cose, da quanto alto è un musicista, da che repertorio fa, da cosa vuole dal proprio strumento, dipende da tantissime cose e insieme si costruisce un modo come un abito. Ed è tutto per questa edizione, vi ricordo subito dopo il TG torna a 20:10 ospiti di Ferdinando Avarino, questa sera Andrea De Checchi di Forza Italia e Roger De Menec del Partito Democratico. In chiusura come sempre le previsioni del tempo con il nostro meteo, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Alta pressione sulle nostre regioni, sarà dunque un sabato all'insegna del tempo stabile e anche piuttosto soleggiato sul Triveneto. Vediamo insieme il dettaglio.
Sul Veneto l'alta pressione, come detto, regalerà alla nostra regione una bella giornata di tempo stabile e anche con ampio soleggiamento. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con poche nubi sparse. Diamo uno sguardo anche alle temperature, le massime saranno comprese tra 7 e 10 gradi, valori minimi tra lo 0 e i 4 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà una splendida giornata all'insegna del sole su tutti i settori della nostra regione. Il cielo sarà in prevalenza sereno ovunque o al massimo velato. Le temperature massime saranno comprese tra 7 e 9 gradi, minime intorno a 1 grado circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà una bella giornata di sole, il tempo risulterà asciutto e stabile ovunque, ampio soleggiamento dunque su tutti i settori con cielo poco o parzialmente nuvoloso, qualche addensamento sui confini alpini anche con locali nevicate. Temperature massime tra 11 e 12 gradi, minime intorno ai 4 gradi circa. Il mare sarà generalmente mosso, i venti invece saranno moderati in prevalenza da nord-est. Dal meteo è tutto, arrivederci! Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.